Signor, ma da scusa, io sono che fuori, o saccio non capisco, so cafone. Però vorrei sapere che resta confusione. Sti strill, che sta gente, è chi lo carrozzone, è chi li tre guaglioni in mezzo alle guardie che fucile armata che portano in catena ammanettata. Chi sono? 3 assassini, 3 briganti di via Nova, 3 carnetti malaspine, chi sono? E che hanno fatto? Niente di tutto questo, amico caro. Sono 3 ladri, come vedi è chiaro. Li portano in prigione ammanettati perché la società li ha giudicati. Mettono a rubare 1 miliardo, che saccio? Un patrimonio. 1 miliardo? No, non dir sciocchezze. Rubarono sì, delle frivolezze, mi pare da una sporta, qualche mela. Il gioco non valeva la candela. Signor, mai da scusare, son che fuori. Tu saccio, non capisco. So cafone. E quando l'andrate? E quando hanno nascondato? 1 anno e 4 mesi, se non sbaglio. Infatti la faccenda passò al vaglio d'un giudice severo e molto irato perché quel furto lo trovò aggravato. Ah, faccelo sasicce. E questo è tutto. Signor, per qua con me. Ma che era una prosciutto. Io penso che prosciutti o non prosciutti la legge è legge ed è uguale per tutti. La società esige la condanna per chi la buona fede altrui inganna. Ah sì, questo è vero, è santa verità. La legge è legge e sa da rispettare. Signor, ma spesso cane mozza può stracciata e qualche volta la legge potesse fare giocata. E mo mai da scusare, sono che fuori, non so se parlava la geritta già, ma con permesso vostro vorrei sapere chi siete. Ancora tu non mi hai riconosciuto. Ma allora tu sei un socio sprovveduto. Signor, ma non capisco che può significare. Sono diventato socio. È uguale alla società. La società umana, quella nostra. Tutti apparteniamo a questa giostra. È società simbolica, libera e democratica. Ah no, mi dispiace signor mio, che la che pensi voi lo sa solo Dio. Umana, a dritta. Allora noi mandiamo senza pensare in galera a chi si muore di fame. Questa è una fatanzia, non è democrazia. Spiegatemi una cosa. Chi ha fatto queste leggi scostumate che per chi tiene fame la pena si è aggravata? Noi della società demmo il mandato col nostro voto a qualche deputato. Allora la colpa è nostra. Noi abbiamo in galera, ma la faccia tosta è la coscienza nera. La fame, sai che è una brutta malattia. Tu fuoca un governo, ti cagna la geografia, poi scancellare la storia. Distrugge la monarchia. Può capitare che vengo a una barricata. Chi l'uomo a panza chiena che prima ha condannato con una scoppetta a mano che spara scoppettate.